Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno del nostro menu principale e non ci ritroviamo all'interno del nostro paddock, chiamiamolo così, proprio per un motivo ben preciso. Ho avuto dei problemi per quanto riguarda i salvataggi di Formula 1 2011 e qualche salvataggio si è corrotto, quindi tutti i dati della nostra autovettura e anche della nostra carriera sono andati perduti. Quindi, come possiamo dire, non possiamo continuare la serie con il nostro Van Helgen, ovvero all'interno della sua Williams. Però sono riuscito a trovare un modo per continuare la serie di Formula 1. Sono riuscito a teletrasportare il nostro caro Van Helgen all'interno di della autovettura che si ritrova all'interno del camion rosso che vedete dietro il menu principale. Ebbene sì, sono riuscito a trasportare il nostro caro Van Helgen all'interno della scuderia Ferrari, continuando direttamente il nostro campionato, chiamiamolo così, incominciando dalla gara in cui eravamo rimasti, ovvero la gara all'interno del circuito di Ungheria, tramite una nuova opzione che è disponibile all'interno di Formula 1 2011, che ancora non vi ho mostrato, ovvero oltre alla modalità carriera è disponibile anche una modalità Gran Premio, ovvero è possibile far partire il vostro campionato da una qualsiasi gara che voi vi piace, ovvero volete scegliere, e comunque possiamo iniziare direttamente da qui, quindi ci ritroviamo in casa Ferrari. E comunque non sarei ovviamente entrato all'interno della casa Ferrari perché eravamo arrivati a metà campionato e quindi ci avevano offerto numerose proposte, quindi possiamo considerarci già all'interno della nostra casa Ferrari. Allora, inoltre c'è la modalità multigiocatore ovviamente e il banco di prova, che è possibile testare la propria autovettura con il proprio assetto ideale. Però intanto andiamo ad affrontare il nostro Gran Premio, ragazzi. Mi dispiace, però sono cose che succedono, già è la seconda volta e davvero ripetere tutti i Gran Premi sarebbe una faticaccia. Quindi ecco qua all'interno del nostro box Ferrari possiamo proseguire l'evento, visto che avevo già iniziato le nostre qualifiche. Ho impostato un meteo dinamico per rendere la cosa più realistica, perché è possibile selezionare il meteo che è preferibile. Inoltre adesso sono riuscito a trovare anche un ottimo assetto per l'autovettura e ci manca solo da fare la gara. Comunque spero che vi piaccia ugualmente la serie, e comunque è il massimo quello che riesco a fare. Allora, eccoci all'interno del circuito di Ungheria, è direttamente un meteo abbastanza idoneo, chiamiamolo così. Guardate un po', un sole che spacca le pietre e riscalda la pista, ed ecco il nostro Van Helgen con tuta rossa all'interno del box Ferrari, ovvero il nostro sogno. Vediamo un po'. Non ci salutano, qua il pelatone accanto a noi non ci saluta, benissimo. Allora, diamo un'occhiatina alla nostra autovettura, ragazzi. Allora, la nostra autovettura, diamo un'occhiatina al nostro assetto, possiamo caricarlo, già ho dato un'occhiatina. Allora, il nostro assetto, visto che il circuito di Ungheria, ragazzi, è un circuito davvero molto, ma molto versatile, diamo un'occhiatina intanto al circuito. Come potete vedere ci sono 3 settori, diverse chicane, ma anche qualche rettilineo, quindi il nostro assetto viene impostato di conseguenza. Un alettone anteriore e posteriore abbastanza elevato, ma non troppo, per evitare impatti col vento davvero elevati e quindi come possiamo dire una velocità di punta ridotta. Facciamo una sorta di tutorial così per spiegare un po' come deve essere settata un'autovettura. Allora, diamo un'occhiatina alla frenata. La frenata, ragazzi, può essere bilanciata sia sull'anteriore che sul posteriore. Sul posteriore avrete un sovrasterzo migliore, cioè lo sterzo, per chi non sapesse cos'è il sovrasterzo, è la capacità del pilota, chiamiamola così, di riuscire a ruotare lo sterzo molto ma più facilmente. Per quanto riguarda l'anteriore, sposteremo tutto sul posteriore. La pressione dei freni viene impostata a secondo della pressione che si vuole imprimere ai freni, e quindi tramite questa chiamiamola abilità impostata ad alta, i freni possono essere anche e le ruote possono essere anche bloccate nel nostro circuito. Per quanto riguarda la dimensione dei freni, praticamente leggiamo i dischi dei freni più grandi sono più resistenti ovviamente al calore e all'usura, tuttavia sono meno reattivi e pesano di più. Utilizziamo dei freni normali per adesso. Il bilanciamento, ragazzi, la barra antirollio anteriore e posteriore è stata settata molto alta perché garantisce alla nostra autovettura sia reattività che trazione, ma ciò renderà i pneumatici più versatili e quindi più usurabili al tracciato. Le sospensioni, un'altezza dal suolo inferiore garantirà quindi una maggiore reattività dell'autovettura, e molle più rigide garantiranno quindi la difficoltà nella percorrenza dei cordoli, però una maggiore versatilità dell'auto. Il cambio è impostato in maniera regolare. Delle marce brevi garantiranno alla vettura un'accelerazione maggiore, invece delle marce lunghe garantiranno una velocità maggiore in rettilineo. Il motore, come abbiamo spiegato, è disponibile, possiamo selezionare le miscele che possiamo selezionare anche in gara, e anche il carburante da impostare all'interno
nel momento in cui lasceremo la nostra posizione di partenza. Per quanto riguarda l'allineamento della campanatura, questa è una sezione un po' più avanzata, che praticamente la campanatura nel momento in cui viene spostata il suo angolo viene aumentato e diminuito, la stabilità anteriore e posteriore viene modificata di conseguenza, cioè una campanatura inferiore garantirà alla nostra autovettura più maneggevolezza in curva ma meno velocità in rettilineo. Lo stesso per quanto riguarda l'angolo anteriore e posteriore. Comunque adesso bando alle ciance ragazzi, effettuiamo questo Gran Premio e buttiamoci direttamente all'interno del Gran Premio di Ungheria. Eccoci ragazzi all'interno della griglia di partenza, sono riuscito a guadagnare la prima posizione. Come avete ben potuto vedere, gli assetti di Van Helgen alla Williams si fanno sentire in casa Ferrari. Prima posizione, diamo un'occhiata al nostro semaforo ben da vicino, questa volta finalmente possiamo osservarlo con calma ed ecco che si accendono i semafori, 5 semafori rossi, vuol dire che possiamo partire. Gran Premio di Ungheria, iniziano le vetture a sfrecciare all'interno dell'asfalto. Alonso, Button, Vettel, chiamiamolo Alonso, Van Helgen ragazzi. Andiamo, ecco la prima curva dove di solito accadono numerosi incidenti. Ecco qua la prima chicane. Entriamo benissimo, attiviamo il KERS a tutta manetta. Come potete ben vedere abbiamo caricato modeste quantità di carburante, quindi dobbiamo impostare la modalità media. Abbiamo 7 giri da affrontare all'interno di questo Gran Premio, quindi a tutta manetta. Ho dimenticato di settare la lunghezza del circuito in maniera efficace ragazzi. Comunque 7 giri sono più che sufficienti per garantire un ottimo spettacolo in casa Ferrari. Guardate il nostro Van Helgen che è forte con questo casco azzurro che gli ho appena impostato, fighissimo. Ovviamente la difficoltà è sempre la solita ragazzi. Il circuito di Ungheria è uno dei miei circuiti preferiti perché all'interno di questo circuito infatti non ci sono curve con diverse problematiche, ma curve molto scorrevoli. Infatti con questo assetto non so neanche io come sono riuscito a farlo. Infatti sono riuscito a sperimentarlo dopo almeno un'ora di prove libere con la Williams di Van Helgen e praticamente guardate un po' la giusta strategia messa con una macchina davvero potente, guardate qua, creata da Montezemolo stesso, eccola qui. Potete vedere che siamo riusciti a ottenere un notevole vantaggio sui nostri avversari. Guardate qua quanto tempo che siamo riusciti a guadagnare. Il nostro giro migliore 1,22 con 2,466 centesimi di secondo di distacco da Vettel. Intanto continuiamo ad affrontare queste fantastiche curve. Spero che ragazzi che questa modalità vi piaccia ugualmente. Anzi vi faccio sentire un nuovo rombo del motore. Guardate un po' il rombo Ferrari e rombo Ferrari ragazzi, nei confronti del motorino Williams che avevamo. Questo sì che è un rombo, guardate un po', mi ricorda la monoposto di Schumacher, guardate qua. Anzi mi metterò anche il casco grigio la prossima volta se lo trovo, anzi o rosso, anzi per imitare a lui stesso. Intanto continuiamo ad andare a tutta manetta e come avete ben potuto vedere all'interno ho perso un po' di tempo questa volta nello spiegare l'assetto perché mi hanno riferito di spiegare come andava settata la macchina, qualche consiglio ed ecco che l'ho dato. Comunque ragazzi ci ritroviamo all'interno di Formula 1 e ovviamente Formula 1 non deve essere considerato come un unico gameplay ma anche un luogo dove si può parlare di eventi futuri. Tanto qui la macchina va a tutta manetta, dobbiamo stare sempre attenti, però attenti a non scoppiare come l'altra volta, però questa volta credo che andrà meglio. Ho dimenticato di impostare la strategia di gara ragazzi. Penso che sarà settata al quinto giro. Comunque adesso sistemerò all'interno dei prossimi Gran Premi la lunghezza del tracciato. Devo mettere 20% di gara invece di 10% perché al 10% ci ritroviamo a 7 giri. Non me l'ho ricordato. Comunque è anche occasione di parlare dei prossimi progetti. Ho visto che a breve uscirà Ghost Recon Future Soldier. Vorrei davvero acquistarlo, ma prima voglio vedere qualche gameplay molto ben accurato. Per quanto riguarda Shogun ragazzi, la campagna ormai è terminata, quindi non so cosa fare. Abbiamo conquistato direttamente tutto il Giappone, va a finire che ci ritroviamo nel 1945 a breve perché gli anni stanno andando avanti a manetta, quindi possiamo anche partecipare alla seconda guerra mondiale se volete. No, comunque caricherò anche forse l'ultimo gameplay, attenzione, l'ultimo gameplay di addio alla campagna di Shogun con lo Shogunato, ma caricherò ovviamente sempre gameplay in live. Adesso cercherò di farne qualcuno, gameplay registrati di battaglia, ovviamente ne ho fatta qualcuna abbastanza carina. Abbiamo rallentato di 350 centesimi di secondo, dannazione. E comunque
Oltre questo, Spec Ops The Line è un gioco che vorrei acquistare, ho visto la demo e mi è piaciuta tantissimo e quindi è un gioco discreto che può avere l'opportunità di essere registrato e caricato direttamente sul canale. Comunque andiamo a tutta manetta, vediamo un po' il carburante, perfetto, le gomme, un'occhiatina, perfetto, vediamo un po' se... forse soste non ce ne sono, però non penso che le gomme resistano fino alla fine. Comunque speriamo bene ragazzi, cerchiamo di non spingere molto. Andiamo a tutta birra, 1,19,444 centesimi di secondo. Ho visto che mi hanno richiesto anche il Gran Premio notturno. Quello è un Gran Premio che voglio fare, il Gran Premio di Singapore ragazzi, a 4 gare da questa. Comunque all'interno del prossimo gameplay studierò meglio come possiamo dire, quindi la lunghezza del tracciato, perché mi dispiace fare solo 7 giri sui soliti 12. Comunque ci possiamo accontentare. Allora, andiamo a tutta forza. Guardate un po' ragazzi, non mi era mai capitato di guadagnare così tanto vantaggio e si vede che la giusta tattica, come ho detto all'inizio, mescolata a un fantastico motore, a una fantastica scuderia, dà questi risultati. Guardate un po', prima posizione Vettel, seconda posizione, terza la McLaren di Jenson Button, ma non riescono a prendere direttamente il nostro Van Helgen, che si è tramutato nel corpo di Alonso, però è Van Helgen ragazzi, state tranquilli, è lui, si riconosce dal suo caschetto azzurro. 6 secondi ragazzi e 416 centesimi di secondo, non mi era mai capitato di fare una gara del genere. Wow. Intanto sono riuscito a pilotare finalmente una Ferrari, questa fantastica monoposto mai guidata all'interno di Formula 1. Comunque passiamo nuovamente dal traguardo, andiamo a tutta forza. Vediamo un po' intanto i soliti sponsor che continuano ad apparirci di fronte. Ragazzi, a breve cambierò il microfono, infatti adesso un nuovo acquisto che voglio effettuare saranno le nuove cuffie, quindi le nuove cuffie con il nuovo microfono che renderanno l'audio ovviamente migliore, perché questo microfono ormai è davvero molto usurato, quindi anche le cuffie non sono granché e quindi voglio comprare delle nuove cuffie per rendere ovviamente, attenzione, l'audio migliore, ma oltre l'audio anche una qualità sonora migliore. Quindi a breve mi sentirete con una nuova voce, spero, chiamiamola così, perché il microfono appunto verrà sostituito da un nuovo microfono. Allora andiamo a tutta forza, ancora vediamo un po' il carburante. Mamma mia, guardate le gomme ragazzi, guardate la gomma a sinistra, anteriore sinistra, c'è la lava che pende giù, guardate un po'. Invece le gomme posteriori ovviamente la loro capacità di perdere colpi è ridotta, perché infatti come possiamo dire, abbiamo impostato la barra antirollio anteriore e posteriore molto elevata, quindi le gomme anteriori ne risentono e vedete un po' come vengono usurate. Più che un vero e proprio gameplay, una vera e propria gara vincente ragazzi, questa possiamo considerarla più una sorta di annuncio così, per aggiornarvi su tutte le novità che avverranno all'interno del canale. Comunque spero che la modifica che è avvenuta su Formula 1 vi piaccia ugualmente, tanto ragazzi abbiamo la Ferrari, non è che abbiamo un HRT, una macchina del genere, comunque possiamo ritenerci sempre soddisfatti. Ovviamente non abbiamo la gara con il nostro caro Barrichello, perché Barrichello ormai con questa macchina lo rivedremo all'interno delle ultime posizioni e non lo rivedremo più, guardate un po', ce ne siamo proprio andati a tutta manetta. Rimane l'ultimo giro da effettuare ragazzi, quindi affrontiamolo con tutta la calma possibile, anzi selezioniamo anche la miscela numero 3, miscela bassa, per attenzione, per rendere il motore ancora più libero e più, come possiamo dire, più tranquillo all'interno di tutte queste curve, all'interno di tutte queste chicane. Bene, andiamo. Tanto vediamo un po', ecco questa è la temperatura, benissimo, il motore è freddo, congelato, gli possiamo mettere anche dentro, anzi ci sarà sicuramente del ghiaccio, guardate un po', temperatura completamente perfetta, le gomme hanno una temperatura perfetta, innanzitutto con i pneumatici, con i freni normali, ovvero di dimensioni normali, siamo riusciti a garantire alla nostra autovettura un bilanciamento potenza consumo davvero elevato, infatti i freni non vengono consumati per niente. Ed ecco l'ultimo giro ragazzi, continuiamo in prima posizione Alonso con un distacco di, vediamo, indoviniamo, di 7 secondi su Vettel, vediamo un po' se è vero, 7 secondi, vediamo, 8 secondi, wow ragazzi. Ed ecco poi Button, Hamilton, quindi abbiamo una bella Red Bull e le due McLaren dietro di noi, wow, ce la stiamo cavando davvero molto bene. Ci regaleranno un cavallino impennato appena arriviamo alla scuderia e ce lo mettiamo al collo come
come portafortuna dopo questa fantastica vittoria, perché ormai credo che abbiamo vinto, almeno che le gomme non ci lasciano proprio a questo punto. Comunque questo, ragazzi, non è un assetto nuovo, cioè non è un assetto Ferrari, è un assetto che avevo provato all'interno della Williams di Van Helgen e l'ho montato sulla Ferrari. Guardate un po' che cosa sono riuscito a ottenere. Infatti la longevità dell'autovettura si nota benissimo. Infatti all'interno della vettura di Van Helgen, ovvero della Williams, con questo assetto non ero riuscito a salire oltre il quinto posto. Invece con la Ferrari, che ha un motore del tutto rispettabile, lo stesso motore che aveva Michael Schumacher, guardate un po' quello che siamo riusciti a ottenere. La prima pole, ragazzi, il primo trofeo. Adesso tagliamo questa dannata bandiera a scacchi e alziamo finalmente la coppa del Gran Premio di Ungheria in alto. E quindi, ragazzi, il primo premio raccolto dal nostro Van Helgen, ovvero come vincitore. Ed ecco che tagliamo il tagliamo la bandiera a scacchi, ecco qua, ed ecco che il nostro Van Helgen alza il polso in alto. Fernando Alonso, vabbè, chiamiamolo così, finalmente prima posizione, 1.19.444, cambio posizione invariato, una gara singola, se così possiamo dire. Ed ecco qua Vettel, Jenson Button, Hamilton, Webber, Petrov, Massa, Schumacher. Eccolo qui il nostro caro Michael Schumacher. Diamo un'occhiatina a Barrichello, 16ª posizione, amico mio. Abbiamo guadagnato 25 punti per la nostra classifica. Andiamo avanti, diamo un'occhiatina al nostro il nostro pilota che sale all'interno del podio. Apro un po' di spumante e ce lo butto al di sopra dello schermo, ragazzi. Eccolo qui il nostro caro Van Helgen. Intanto le gomme che sprofondano in basso, ragazzi, l'avete viste, c'è uno strato di fantasmi che ci passiamo sopra. Ed ecco qua il nostro pilota che è riuscito a ottenere questa fantastica vittoria. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Alla prossima, ciao a tutti.